Le dimissioni improvvise della giuria internazionale sulla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia costringono la Fondazione a rivedere il proprio cerimoniale, solitamente abbastanza rigoroso. Il 9 maggio, sabato prossimo, ci sarà una semplice apertura della mostra al pubblico, senza alcuna cerimonia ufficiale a Ca' Giustinian. I giurati si sono dimessi in blocco e anche il ministro dei beni culturali del governo italiano Alessandro Giuri non sarà a Venezia per le note vicende. Dunque, nessuna consegna dei premi, che invece saranno assegnati più avanti, contrariamente al normale protocollo, dai visitatori in novembre alla fine della mostra, dopo che gli stessi visitatori avranno potuto votare online. Per l'ente culturale era impossibile, d'altra parte, nominare una nuova giuria, in quanto i profili erano stati individuati e scelti dalla compianta curatrice Coio Cuo prima della sua prematura scomparsa. Il team organizzativo sta comunque lavorando alla vernice di In Minor Keys, in chiave minore, questo è il titolo della mostra, da martedì a venerdì, per il pubblico, da sabato. Pietrangelo Buttafuoco, in un'intervista a un giornale straniero, si è definito un uomo libero, nessuna volontà di polemizzare con il ministero o con il governo. Fonti a lui vicine ribadiscono che Pietrangelo Buttafuoco non ha alcuna intenzione di dimettersi. L'invio di ispettori ministeriali in Laguna è stato vissuto da molti come un ulteriore oltraggio alla città di Venezia. Buttafuoco però continua a lavorare alacremente in silenzio alla vernice e da lunedì finalmente a parlare sarà anzitutto l'arte, con un'anteprima a Porto Marghera, poi da martedì a venerdì la vernice per stampa e addetti ai lavori, da sabato infine l'apertura al pubblico fino a novembre.